sabato pomeriggio. Devo aver filmato prima, ma non lo so se quelle parti facciano parte di un altro vlog, non ne ho idea. Oh, tiro un attimo indietro il sedile, allungo un attimo le gambe. Adesso scendo e vado al Tigotà. Ho accompagnato Franz qua dal dentista a Belluno. Sono bella colorata perché ho questa maglia, qua dentro c'è caldo. No dai, si sta bene fuori. Poi dentro al Tigotà ci sarà di sicuro freddo, per cui la maglietta serve. Io prendo sempre freddo nei negozi. Niente, sono di nuovo col vestito quello lungo perché ho detto non so che temperatura ci sia a Belluno. Qua giù c'è sempre caldo. Qua è estate, da noi no, da noi non è per niente estate, ma qui sì. Quindi è proprio un altro clima qua. E quindi ho messo questo, però mi sa che soffrirò un po' il caldo con la gonna così lunga. Adesso vado dentro al Tigotà, mi preparo la borsa e la svuoto un po' perché ci ho messo un casino di roba dentro, ma per andare dentro nel negozio non mi serve tutta quella roba. E adesso vediamo che cosa prendo. Devo prendere deodorante per me assolutamente, anche per Franz, però secondo me costa troppo. Il Tigotà è abbastanza caro. E poi vedo cosa c'è in offerta. Devo prendere anche detersivo per la lavatrice. Vado a vedere cosa c'è in offerta. Eh sì, qua giù c'è caldo, decisamente. Io con la maglia sto soffrendo parecchio. Mamma mia. No, è proprio una sofferenza con la maglia. Sì. E mi sono portata anche la maglia di pelle e la sciarpa. Ho decisamente esagerato. Va bene, dai. Lascio qua quello che non mi serve. Io mi porto sempre il mondo, ma non mi serve tutta sta roba. Alla fine ho speso ben 56,14 €. Questo è quello che ho preso. Cioè sono un po' sconvolta. 56 €, io al Tigotà non spendo mai così tanto, però ne ho approfittato. Ho preso il solito Mon Amour, l'ammorbidente. A quanto era qua? E ho preso anche il detersivo liquido. L'ammorbidente lava 2,88 €, quindi era un buon prezzo, perché dai cinesi è a 3,50 €, 60, anche di più. Invece il detersivo 3,48 €, quello era un po' caro e ce n'è pochissimo dentro. Questi erano in omaggio, più in omaggio c'è un ingresso a Mirabilandia, che mai ci andrò. Assorbenti erano 99 centesimi, non li ho mai usati questi qua, però 99 centesimi va bene, ce li ho per scorta. Questo qui, denti forti e gengive sane per la sensibilità. Questo ho provato a prendere. Questo qua adesso voglio aprirlo subito. Poi ho preso deodorante mio, che lassù non lo trovo. Questi per spolverare, non so se siano all'altezza dei Swiffer, però. Carta igienica, una tisana drenante, la tinta per i capelli, le pods della Dash, che quelle erano in offerta 13 € e qualcosa, e il deodorante per Franz. Però adesso voglio aprire questo insieme a voi. Guardate lì che temporale sta arrivando, sul serva è tutto nero. Allora, sto morendo di caldo con questo gonnellone, anche perché chiaramente è un vestito sintetico e di certo non tiene fresco, cioè. Vabbè, spero che non inizi a piovere proprio adesso. Allora, questo della Essence dovrebbe Plumping Lip Filler. Questo è con l'acido ialuronico. C'era anche quello con la cannella. Anche no, grazie. Ed è così. Io pensavo fosse colorato, invece no. C'ha un profumo di detersivo. Mi ricorda il Vetril. Sì, non sono normale. Vi giuro mi ricorda il Vetril. Non è come quello di Clio. A me piace quello di Clio. Mi piace quello di Clio perché è azzurrino e rende i denti, si fa sembrare i denti più bianchi. Sta arrivando il temporale. Mamma mia che vento. Che effetto strano. Cioè, c'è una strana sensazione sulle labbra. Quello di Clio non fa così.
Ma adesso bisogna solo aspettare. Farà effetto? Non lo so. Comunque sì, non pensavo di spendere così tanti soldi, però poi alla fine ho detto va bene dai, sai cosa c'è, prendo lo stesso, visto che sono qua, c'erano prodotti in offerta, ho detto prendo lo stesso. Poi ho guardato le AirPods anche su Amazon nel frattempo che ero dentro, ma costavano di più, quindi le ho prese qua. Alla fine non era male come prezzo. E va bene dai. Sì, sento un leggero pizzicore. Senti che arietta fresca. Sta piovendo, sì, in giro. Mamma mia, c'è un'arietta fresca. Ah, che meraviglia. Comunque, non sembra stia facendo effetto plumping. Vabbè. Almeno a me non sembra. A me sembrano uguali a prima. Comunque, questo è un nuovo prodotto. Va bene, dai. Adesso aspetto Franz. Nel frattempo edito ancora un po' di video perché ne ho, ve l'ho detto, ne ho abbastanza da fare, quindi mi rimetto all'opera, che così mi finisco anche sti lavoretti, che poi iniziando a lavorare di nuovo non avrò molto tempo. Sì, è decisamente il nero lassù, E anche di là, verso l'autostrada, è tutto nero. Voglio andare a vedere webcam Jesolo, c'era già. Allora, webcam Jesolo. Voglio vedere che tempo... Ma no! Come si fa a togliere sta cosa? Ecco. Che tempo c'è giù al mare? Guardate che roba. Giù al mare è bello. Vediamo quella vicino al faro, che è questa. Questo è il campeggio. Anche questo. Eccolo qua. Bel tempo laggiù. Potremmo quasi andare a cenare a Jesolo. Ok, il sole non c'è più. Labbra a me sembrano uguali a prima. Non lo so, a parte il leggero pizzichio, ma secondo me sono uguali a prima. Fa più effetto quello di Clio, secondo me, come visivamente fa più effetto quello di Clio. Sì, sta arrivando proprio il brutto tempo e anche molto in fretta. Adesso metto via questa roba, prendo la chiave della macchina che ce l'ho dietro, ce l'ho nella borsa, e metto via e mi metto a editare il video. Mi sarei andata a fare un giretto a piedi, ma mi sa che non è proprio il caso. Adesso apro insieme a voi queste. Salviette struccanti viso e occhi con estratto di miele senza alcol per tutti i tipi di pelle. Di cera di cupro. 20 salviette, tessuto 100% naturale. Sono curiosa di sentire il profumo. C'ha un profumo un po' forte, C'ha tutto il nido d'ape, tipo. Lo vedete? Sì, Swift. Swift. Va meglio questo. Poi mi brucia un po' la pelle dopo ho passato quella salvietta. Oh, sfondo casa dei miei. È domenica. Ahimè, ultimo giorno di ferie. Da domani si rientra, da domani si riprende la vita di tutti i giorni. Un po' mi mancherà, però dall'altra parte sono contenta di rientrare perché alla fine è giusto così, insomma. Cioè, alla fine un po' mi manca il lavoro, diciamolo. Sì, mi manca. Però mi è servito proprio staccare, anche se non proprio completamente, ma ho staccato un po'. E qui continua a piovere, fare sole, piovere, fare sole, piovere. Così, tutto il giorno oggi. Questa che abbaia è Sky, cagnolona. Vediamo se riesco a riprenderla da qua. Sky! Qua! Ciao! Chi sono io? Chi sono io? Ah! Ma come sei composta? Ehi! Sei composta, È molto brava, Sky. Molto brava, sì.
Silenzio, no baiare. Ripresa. Ah, che freddo. Ho una miseria addosso. Ho editato video. Sto caricando. Sto caricando tutti i video e li sto programmando. Beh, voi li avrete già visti tutti quei video lì, però insomma io li sto sistemando adesso, prima di rientrare al lavoro, perché poi dopo arrivo a casa al pomeriggio e non ho più voglia di fare niente, quindi sto approfittando a fare oggi. Adesso sta piovendo di nuovo, ma alla grande. Aveva smesso, era bel tempo, bello. Niente, a San Vito ci dovrebbe essere il sole. Cioè, ma che tempo strano, io vi dirò, io un tempo così non l'ho mai visto. Maggio, giugno, tutti e due così, piovosi, così. No, ma freddi, mai. Comunque, niente, io concludo anche questo vlog perché credo che poi farò tipo una settimana, se non di più, senza più registrare vlog. A voi non sarà cambiato niente, nel senso che io li avrò fatti uscire tutti uno dietro l'altro, intervallati magari da altri video, ma insomma a voi non sarà cambiato niente. Nel prossimo vlog ci sarà un salto temporale, sappiatelo, sarà un po' un salto perché per me oggi è l'11 di giugno, ci sarà un bel salto temporale per il prossimo vlog. Lavorando è più impegnativo registrare video, anche solo i vlog, e quindi secondo me non registrerò molto da domani. Ah, ieri sera io vi avevo lasciati che ero a Belluno, stavo aspettando Franz in macchina e avevo guardato le webcam di Jesolo, sì. Alla fine non siamo andati a cena a Jesolo perché Franz è uscito tardi dal dentista e quindi no, non era fattibile andare a quell'ora a Jesolo, se no avremmo dovuto viaggiare durante la notte per tornare a casa, quindi no, la notte è meglio starsene a casa. Succedono tanti di quegli incidenti, soprattutto giù di là, giù per Treviso, cioè e ogni giorno è veramente un disastro laggiù come incidenti, quindi meglio evitare di essere su quelle strade nei giorni più trafficati e di notte poi tra l'altro. Allora io con questo vlog vi saluto, per me ci sarà un po' di pausa dal registrare video, voi non ve ne sarete accorti e quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!